Giovedì 19 ottobre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun. Un cordiale saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Purtroppo l'edizione di oggi sia del Gazzettino sia del Corriere delle Alpi si aprono con una tragedia avvenuta in provincia di Belluno. Siamo nel comune di Quero Vas, incidente sulla strada provinciale numero 1 bis, ucciso da un cervo sbalzato. Primo impatto con un'auto, l'animale scagliato sull'altra corsia sfonda il parabrezza del camion e schiaccia l'autista. La dinamica sfiora l'incredibile, l'effetto è quello già visto troppe volte. Manuel Favaro, 35 anni, è morto nello scontro con un cervo. L'approfondimento di Contento De Barba da pagina 24 a pagina 25. La vittima, papà da un anno e gran lavoratore, trasportatore tra i più esperti. Vediamo un primo piano di Manuel Favaro, aveva 35 anni, l'approfondimento sempre all'interno del quotidiano bellunese Corriere delle Alpi, e la foto di copertina è dedicata a questo drammatico nonché assurdo incidente. I vigili del fuoco sulla strada provinciale numero 1 bis si fanno largo tra la vegetazione a bordo strada dove si è rovesciato il camion. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Belluno, taser alla polizia locale, al lavoro per la pistola. A Belluno entro fine anno gli agenti avranno in dotazione spray al peperoncino e bastone distanziatore. Nel 2024 arriverà anche la pistola elettrica. Era uno dei nostri cavalli di battaglia durante la campagna elettorale, dice l'assessore Raffaele Adamiano. Entro fine mandato vogliamo dotarli anche della pistola. L'approfondimento di Forzin a pagina 15. Cortina, gli albergatori offrono stanze in alternativa al villaggio atleti, con soli 800 atleti, forse il villaggio olimpico non serve. Pirro, bastano gli hotel di Cortina. L'approfondimento riferito alle Olimpiadi 2026, lo sapete, un aggiornamento dopo la decisione di non realizzare la pista da bob a Cortina. Abbandono di rifiuti, una ditta esterna per le fototrappole, notizia in questo caso che ci porta a Feltre. E ancora, investito in carrozzina sulle strisce da un pirata, l'uomo di 82 anni cade a terra, la polizia locale sulle tracce dell'automobilista. L'approfondimento di Curto a pagina 21. E una bella notizia invece riguarda un giovane bellunese. Super Lorenzo è tra i migliori 25 studenti d'Italia. Super studente Lorenzo Citterio, ex allievo del liceo classico di Belluno Tiziano, ieri era al Quirinale per ritirare l'attestato d'onore e la medaglia di alfiere del lavoro, riconoscimento consegnato ai migliori studenti superiori d'Italia. Insieme a lui altri 24 ragazzi. L'approfondimento di Dallanese a pagina 17. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano ci porta nuovamente a Quero Vas, la tragedia che ha colpito un giovane camionista ucciso nel tir dalle corna del cervo. Questo è il titolo a piena pagina. Investito da un'auto sulla Feltrina, l'animale si spezza in due, sfonda il parabrezza di un camion e trafigge il conducente. La vittima è un 35enne, da un anno padre di una bambina. La mamma è stata colta da un malore quando è stata avvisata. Assurda tragedia all'alba lungo la Feltrina a Molinello, in comune di Borgo Valbelluna. Un cervo è stato centrato da una Golf, l'animale dall'urto si è spezzato in due parti, quella superiore con testa e corna è stata sbalzata contro il parabrezza di un camion che proveniva in senso inverso, sfondandolo e trafiggendo mortalmente Manuel Favaro, 35 anni, di Zero Branco, provincia di Treviso, padre di una bimba di un anno. Illeso ma sotto shock il guidatore della Golf. Il sindaco di Borgo Valbelluna Cesa chiede che venga realizzato il sovrappasso faunistico già progettato ma senza la copertura finanziaria. L'approfondimento a pagina 2 a pagina 3 a firma di Scartone, e la foto di copertina è come quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, ovvero il luogo dell'incidente e il camion che è uscito fuori strada, e purtroppo in questo assurdo incidente ha perso la vita un giovane ragazzo, Manuel Favaro. Il progetto Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna, sicurezza innanzitutto, il sovrappasso per la fauna bloccato dal finanziamento. Sono stati molti gli incidenti avvenuti in quel tratto di strada causati da animali selvatici. Un progetto di sovrappasso esiste ma è bloccato dalla mancanza di finanziamenti. Stefano Cesa, sindaco di Borgo Valbelluna, ora torna a sollecitarlo.
Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, bus, la protesta si allarga, firmano altri 16 sindaci. Trasporto pubblico, crescono i disagi, spiegateci cosa succede a Dolomiti Bus, l'approfondimento a pagina 5. E una prima risposta arriva dal presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin: fare l'autista deve diventare appetibile, il problema del trasporto pubblico è generalizzato, afferma il presidente Padrin, la soluzione è rendere più appetibile il mestiere di autista. Anche il Gazzettino dedica spazio al giovane Lorenzo Citterio, che ha ricevuto l'alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cortina, Olimpiadi, dopo il no alla pista da bob, Abodi da forfait e non partecipa al convegno. Non se l'è sentita il ministro allo sport Andrea Abodi di affrontare Cortina pochi giorni dopo che il governo guidato da Giorgia Meloni aveva comunicato la scelta di abbandonare il progetto del recupero della pista di bob. Il ministro avrebbe dovuto intervenire ad una tavola rotonda proprio sullo sport, ma ha dato forfait. L'approfondimento di De Bona a pagina 11. Feltre e pulizia in ospedale, il caso in prefettura, l'approfondimento di Scartona a pagina 8. Sedico, il comune sperimenta l'infermiere di famiglia. Sedico diventa il territorio dove sarà attivata in via sperimentale la figura di infermiere di famiglia. L'idea di fondo del progetto, anticipa il direttore di Sedico Servizi Funes, sta nel valorizzare la nuova figura come soggetto che riesce a integrare istanze sociali e sanitarie. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno, poi continueremo con il Corriere delle Alpi e a pagina 2 l'approfondimento ci porta a Borgo Valbelluna e questa assurda tragedia. Cervo in strada, muore 35enne, l'animale centrato da una Golf si spezza in due dopo l'urto. La parte anteriore colpisce un tir autista infilzato dalle corna. Tragedia all'Alba, un giovane camionista originario del Veneziano è morto infilzato dalle corna di un cervo dopo essere stato centrato da un'automobile. Ha sfondato il parabrezza entrando nella cabina di guida, una dinamica assurda quella ricostruita dai carabinieri che ieri poco dopo le 7 sono intervenuti lungo la strada provinciale 1 in zona Molinello nel comune di Borgo Valbelluna. Una tragedia che riporta ancora una volta sotto i riflettori la pericolosità di quel tratto di strada che registra periodicamente investimenti di animali selvatici. Erano da poco passate le 7. Emanuel Favaro, 35enne, dopo essere salito a bordo del camion della ditta Vecchiato Autotrasporti di Preganziol, siamo in provincia di Treviso, per cui lavorava ormai da diversi anni, stava procedendo lungo la strada provinciale 1 che collega le province di Treviso e di Belluno con direzione Feltre, un percorso che conosceva e che frequentava per motivi legati alla sua professione di autotrasportatore. Ieri però il destino era in agguato. Al Molinello, alla fine del rettilineo dove si trova l'attività Deone Edilizia, l'incidente è mortale. Un giovane fusone è balzato sulla strada proprio mentre sopraggiungeva una Golf. L'automobilista non ha potuto evitare l'impatto con l'animale, il colpo è stato devastante, l'animale è stato tranciato in due parti, quella superiore con la testa e le corna è stata proiettata verso il camion che sopraggiungeva in direzione opposta, infrangendo il parabrezza del mezzo pesante e colpendo Manuel Favaro con le corna senza lasciarli scampo, mentre la parte posteriore del cervo è rimasta sull'asfalto. Manuel Favaro è morto sul colpo. Dopo l'impatto il camion è uscito di strada, finendo la sua corsa rovesciato su un fianco in mezzo alla boscaglia. L'automobile ha riportato diversi danni, ma il conducente della Golf è uscito illeso e comprensibilmente scosso dall'incidente. Il precedente, la presenza di animali selvatici lungo le strade della provincia, resta una delle cause degli incidenti stradali, a volte anche con esito mortale. E dalla prima pagina del Gazzettino lo avete sentito, l'appello del sindaco di Borgo Valbelluna è un'emergenza, ora avanti col progetto del sovrappasso, un sovrappasso per permettere il passaggio in sicurezza della fauna selvatica lungo la provinciale 1, un progetto sperimentale da 1 milione di euro che giace sulla scrivania di Veneto Strade in attesa di essere finanziato, un'opera che non risolverebbe il problema sicurezza della provinciale che collega Borgo Valbelluna e Querovasse, in quanto i punti neri sono tanti, ma si porrebbe un primo tassello in quella direzione. L'appello del sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa è forte. Chi di competenza deve trovare soluzioni. Chi era la vittima? Gli amici distrutti e increduli, un ragazzo solare e disponibile, grande dolore per l'assurda fine del 35enne che lascia la compagna e una bimba di 1 anno, la mamma a zero branco, colta da malore quando le è stata data la notizia della tragedia. La mamma è stata colta da un malore quando ha saputo che suo figlio non c'era più. La tragica improvvisa morte di Manuel Favaro, 35 anni, residente a Salzano, Venezia, con la compagna Tiziana e una figlia di nemmeno 1 anno, ma originario di Scandolara di Zero Branco, dove vivevano i genitori, ha gettato nel dolore
una famiglia e un'intera comunità. Donatella e Roberto, la mamma e il papà, abitano in una casa alle spalle del supermercato De Spar, lungo via Scandolara. Sulla recinzione ci sono ancora i fiocchi rosa usati per festeggiare l'arrivo della nipotina, e è qui che ieri mattina hanno appreso l'incredibile dinamica dell'incidente che ha spezzato la vita di Manuel. Da un po' di tempo si era trasferito a Salzano, Venezia, ma aveva mantenuto tutti i contatti con il paese d'origine. Appassionato di nuoto e di ciclismo, molto attivo anche come volontario in varie iniziative della sua zona. La reazione, ripresa la caccia, animali impauriti da cani e spari. Non entro nel merito del singolo caso, sarebbe banale e superficiale. In quella zona scorre il Piave e gli animali vanno ad abbeverarsi, quindi c'è uno spostamento che la natura obbliga questi animali a fare per la sopravvivenza. Nel periodo di caccia aperta si registra una maggiore movimentazione della fauna selvatica. Marco Scappina è un ambientalista che da sempre si è battuto per la difesa degli animali, anche con azioni concrete e sensibilizzando gli enti competenti. A pagina 5 del Gazzettino un altro approfondimento, in questo caso riferito alla crisi del trasporto bellunese. Altri 16 comuni si mobilitano, documento congiunto della Gordino per chiedere all'ente provincia di verificare quanto sta accadendo in Dolomiti Bus. Cancellate un centinaio di corse al giorno per carenza di personale, necessario tutelare anche le condizioni di lavoro. La situazione di grande difficoltà ha indotto i sindacati a indire una mobilitazione per sabato 21 ottobre. Serve un intervento, questa è la richiesta chiara e netta da parte della conferenza dei sindaci a Gordini. Si chiede alla provincia stessa di verificare se chi di dovere ha agito correttamente per tutelare l'immagine dell'azienda, garantire condizioni di lavoro e stipendi congrui e dignitosi agli autisti e rispetto delle corse previste dal piano provinciale trasporti, e di assumere tutte le iniziative che il contratto prevede per garantire la regolarità del servizio in capo a Dolomiti Bus. E arriva una risposta dal presidente della provincia Roberto Padrino, un cambio di rotta per il mestiere di autista. Il presidente Padrino è intervenuto al vertice in regione legato alle difficoltà che sta vivendo il trasporto pubblico. Percorso complicato, bisogna capire come rendere sostenibile il servizio in futuro andando a reperire quel personale che oggi manca. Per farlo bisogna individuare quali altri aspetti sono dirimenti oltre al salario. L'analisi uscita dal vertice in regione è stata utile per allargare lo sguardo e capire qual è la situazione fuori dal bellunese. Altre due notizie brevi che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno: transizione digitale ed energetica, bando da 1,4 milioni per le imprese. Fatto di cronaca giudiziaria, condannato il giurista referendario, era in malattia ma lavorava per altri. Faceva il docente ma era dipendente fisso del Ministero. Pagina 7, una bella notizia: studente modello premiato da Mattarella. Lorenzo Citterio, ex allievo del Tiziano, è stato nominato al Fiere del Lavoro nella cerimonia svoltasi ieri al Quirinale. Emozione fortissima in un clima di progresso della società. La segnalazione, partita dal liceo, profilo di vera eccellenza. Il dirigente Pozzobon, Lorenzo, si è sempre dimostrato un ragazzo maturo, educato, generoso e collaborativo, e lo vediamo, ecco qui il giovane Lorenzo, a fianco di Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana. Premio San Martino, premio giovani negato, Fornasier lo condivida. Il premio San Martino giovane non è stato assegnato per un cavillo burocratico. Fabio Rufus Bristot, che aveva proposto la candidatura evitando però di firmarla, parla come ex consigliere di lungo corso, visto che ha scaldato i banchi per oltre 20 anni. Fu proprio lui nel 2021, insieme a Gian Giacomo Nicolini e con l'appoggio di Raffaella Damiano, a lanciare l'idea con lo scopo di rinnovare il senso di appartenenza alla comunità nei giovani, ma tutto si è inceppato dopo l'uscita sul giornale del nome del giovane candidato, lo sciatore 14enne Leonardo D'Inca. L'articolo era stato pubblicato dal Gazzettino il 31 agosto, ovvero il giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, e il regolamento prevede che le proposte devono rimanere assolutamente riservate. Così la conferenza dei capigruppo decideva di non assegnarlo. Minoranza all'attacco su asili e baili, questa giunta sa solo fare aumenti, notizia che ci fa rimanere nel capoluogo bellunese, Palazzo Rosso, 2 interrogazioni dai 3 consiglieri di Valore Comune. Feltre e pulizia, posti di lavoro segati, sindacati pronti allo sciopero. Protestano gli addetti dell'ospedale, la nuova ditta taglia ore e personale. Dopo il sit-in di ieri davanti all'edificio, oggi un incontro con il prefetto a Belluno. Notizia di spalle, si rende il Grappa, nuovo ponte sul Rio avviene entro l'anno, opera ultimata. Il sindaco Scopel fa il quadro degli interventi sul territorio.
Valbelluna, Sedico, aiuto ai fragili con infermiere a domicilio, notizia di cui il Gazzettino ha dato spazio come notizia di richiamo in prima pagina. Oggi la presentazione in sala conferenze del Polo Culturale alla presenza di tutte le parti coinvolte nel progetto. Sospirolo dall'asilo di Marassa, 230 pasti a chilometri zero. Mario De Bon, il primo cittadino, a breve ci sarà una riunione con i genitori per spiegare come sarà il servizio. Ancora Sedico, aperta una nuova attività di bellezza, Cristina crea la sua Macri Philosophy. Ponte al Pago, tavolo di lavoro contro le alluvioni, priorità assoluta al Fiumicello, RAI. Cortina, impegno improvviso, il ministro manda il suo vice capo di gabinetto a Bodi, non sarà presente nemmeno da remoto alla tavola rotonda fissata oggi sui temi dello sport, il cambio di programma pochi giorni dopo la scelta del governo di bloccare il recupero della pista da bob. Domegge di Cadore, dopo scuola un successo, iscritti metà degli alunni, Santo Stefano di Cadore torna alla stagione teatrale, si parte domenica. Queste quindi le notizie che abbiamo trovato nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, le notizie ovviamente riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia ci porta nel capoluogo: vigili urbani con i taser dal prossimo anno entro fine mandato avranno la pistola. Questa è la dichiarazione dell'assessore a Damiano. Si comincia con spray urticante e bastoni distanziatori, nel 2024 dispositivi per stordire. Presto torneremo nelle scuole con le nostre lezioni di educazione civica. Pagina 16, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione difficile che stanno vivendo principalmente gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici, in primis Dolomiti Bus. La rabbia dei consumatori, Dolomiti Bus ci rimborsi. Le associazioni proporranno un modulo per riavere il costo dell'abbonamento. Sabato manifestazione di protesta sul piazzale della stazione ferroviaria. E a destra vedete ancora le corse cancellate nella giornata di oggi, sono tante e che interessano davvero tutto il territorio bellunese. Ponte Beli al Paolo, comune senza agganci politici, questa è la dichiarazione di valore comune, la minoranza in merito al lavoro della maggioranza. L'approfondimento vi aspetta a pagina 16. Lorenzo tra i 25 migliori studenti d'Italia, Mattarella la nomina al Fieri del Lavoro, in questo caso c'è un'intervista a firma di Paola Dalanese appunto al premiato, parliamo di Carlo Citterio. Transizione ecologica, energetica e digitale, fondi per le imprese, notizie che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con pagina 19, aree di tutela delle sorgenti, maghe e casere a rischio, pascoli e scarichi saranno vietati in vaste aree, l'esempio della Busa delle Vette, preoccupazione tra i sindaci che chiederanno alla regione vincoli meno stretti. Sabato in Piazza dei Martiri torna la Belluno School Run, un comitato per gestire i fondi. E ancora la sentenza, evase dai domiciliari, un giovane patteggia. Un altro fatto di cronaca giudiziaria, derubato un pediatra, scatta la ricettazione. Feltre, troppa spazzatura abbandonata, ditta esterna aiuta con le fototrappole. Fino al 31 dicembre previsti più controlli con le telecamere, la Abicom compensata anche in base alle infrazioni rilevate. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 21, investe un anziano in carrozzina e tira dritto, la polizia locale alla ricerca dell'auto pirata che ha fatto cadere a terra un 82enne, poi trasportato all'ospedale. Ha urtato con l'auto un anziano in carrozzina che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Montegrappa e non si è fermato, proseguendo la marcia come niente fosse, facendo perdere per adesso le sue tracce. Un 82enne di Feltre è finito al pronto soccorso con delle ferite non gravi, ma che hanno comunque richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e delle medicazioni praticate al Santa Maria del Prato. Fatto di cronaca giudiziaria che interessa Feltre, donna denuncia marito e suocera, ero una schiava. Seren del Grappa, ripresi i lavori per realizzare la piazza a Rasai. E ancora il premio, candidature aperte per la penna alpina, tutte le informazioni potete trovarle sul sito della sezione di Feltre dell'Associazione Nazionale Alpini. Arsie, richiesta di morte presunta, la fine di Katia resta un giallo. Maurice era scomparsa nel 2013 durante un viaggio in India per seguire un guru. La famiglia e le amiche hanno tentato di tutto, ma di lei si è persa ogni traccia. Il Tribunale di Padova ha dato 6 mesi per cercare notizie utili al ritrovamento. Bassofeltrino, dare un futuro alle comunità, ha rilanciato il sì alla fusione. Oggi a Santa Giustina si ferisce con il coltello macellaio in ospedale e oggi invece a San Gregorio incontro con la polizia sui pericoli per i giovani. Borgo Valbelluna, caro tariffe nell'RSA, i non autosufficienti salveranno i conti.
E adesso, essendo a Borgo Valbelluna, l'approfondimento anche del Corriere delle Alpi riferito alla tragedia assurda avvenuta ieri all'alba. Cervo sbalzato in aria da un'auto, centra un camion e uccide l'autista. L'incidente a Marziai, la testa dell'animale ha sfondato il parabrezza e travolto l'uomo. Illeso il bellunese alla guida della Golf. Manuel, camionista esperto con la passione del nuoto, lascia una bimba di 1 anno. Sconcertato il titolare dell'azienda trevigiana per cui lavorava, il cordoglio delle comunità e del sindaco stretti attorno alla famiglia. Longarone, un approfondimento riferito al futuro degli ex dipendenti di Safilo, fabbrica Innovatec nell'ex sede Safilo 2, allestimento iniziato. Operai stanno provvedendo alla sistemazione dell'immobile e le porte del nuovo stabilimento si apriranno a novembre. Dissesti idrogeologici, ponte nelle Alpi Alpago alleati per gestire le acque. Longarone, anziani, lungo impegno di Lions e Croce Rossa. Passiamo in Agordino con pagina 27, danni dal maltempo, rimessa in sicurezza la silvopastorale spazzata via dalla Rova, la strada alle Peccole, Binattegga, serve numerose baite, creato un passaggio con massi ciclopici sul torrente. E una notizia che riguarda la famiglia ex emigranti che si riunisce a Cencenighe. Torna domenica a Cencenighe la giornata dei soci della famiglia ex emigranti dell'Agordino, appuntamento storico organizzato dal sodalizio che fa parte della BM, l'associazione Bellunesi nel mondo. Cortina, villaggio a fiamme, ora serve davvero, con soli 800 atleti bastano gli hotel. Stefano Pirro, presidente di Asso Albergatori, a certe condizioni l'ospitalità diffusa sarebbe la scelta giusta per Cortina. Avevamo garantito già 3.000 posti letto, ma poi nessuno si è fatto più sentire. Se non si vogliono buttare via i soldi è la migliore soluzione in tema di accoglienza. Ovviamente questa proposta arriva come conseguenza della decisione di non realizzare più la pista da bob in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Cortina la Cenerentola dei giochi di casa propria, ma ski alp e snowboard possono rilanciarla. Oggi sarebbero appena 8 dai 20 iniziali titoli assegnati nella conca e l'equilibrio potrebbe portare il totale delle medaglie a oltre 100. Santo Stefano, latteria di Casada, inaugurazione fissata per sabato 2 dicembre. A Auronzo, fallimento normale, il perito smonta in aula l'accusa di bancarotta. E ancora a San Vito, l'azienda agricola Ossi fa rivivere il sapore delle fave di montagna. Dalla rubrica Cultura e Società, l'arte a Venezia, la para della Cappella Grimani non è perduta, è a Santa Sofia e la mano è di Battista Franco. Dalla rubrica Giorno e Notte, l'amore malato al Fulcis, la violenza di genere nelle tele di Gino Tonello. Al Museo Civico, le 24 opere dell'artista padovano, invito le scuole, la tolleranza va insegnata agli studenti. E adesso lo sport bellunese, calcio di Serie D, Coppa Italia, la Dolomiti Bellunesi basta mezz'ora, Tognolo e Nunic gol, Bolzano eliminato, 2-0 il risultato finale. Hockey Alps League, Cortina cerca conferme sul ghiaccio di Egna dopo la goleada dal Celi. Alle 20 la sfida agli Unterland, il quinto posto sorride la squadra allenata da De Bettin. Pallavolo regionale, sabato la prima giornata per le 4 bellunesi, fatti i sorteggi di Coppa. E ancora Pietro Bon mette il mirino sul Giro 2024, sarebbe bello correre l'Alpago Bassano, notizia che riguarda il ciclismo. Lutto invece nel mondo dello sport, lo sci piange il cadorino Vittorio Palatini. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso e coperto. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.